Bentornati e bentrovati a Storie. Siamo come in un secondo atto della filosofia occidentale. Dopo aver raccontato il primo atto che avviene in Ionia con Talete, Anassimandro e Anasimene che cercano l'archè, il secondo atto della filosofia occidentale avviene con i pitagorici e avviene con Pitagora. Pitagora non è un filosofo come gli altri per tanti motivi. La sua storia si ambienta a Crotone, Crotone che diventa importante improvvisamente perché a Crotone arrivano un sacco di esiliati, arrivano un sacco di persone che stanno fuggendo dai persiani che in Oriente stanno devastando il mondo greco. Pitagora si trova in questa situazione particolareggiata di essere in qualche modo una persona molto intelligente, molto eminente all'interno di una città che ha bisogno di punti di riferimento. E Crotone trova in Pitagora il suo punto di riferimento. Punto di riferimento così importante, così, come dire, decisivo, che Pitagora è trattato quasi come una divinità. Pitagora è quasi un dio per l'epoca, al punto che i suoi discepoli si dividono in due grandi gruppi, gli acusmatici, da acuo, che possono porre soltanto ascolto a quello che Pitagora dice, acuo vuol dire ascoltare, e i matematici. I matematici sono coloro che invece possono porre domande a Pitagora e sono coloro che quindi sono destinati a prendere il suo posto, a essere la classe dirigente del futuro. A costoro Pitagora spiega che l'anima è imprigionata nel corpo, che il corpo ci imprigiona, che il corpo è un carcere e che l'anima attraverso numerose reincarnazioni, la dottrina si chiama metempsicosi, è una dottrina non tanto di reincarnazione come la intendono gli orientali, ma di trasmigrazione delle anime. La stessa anima trasmigra di corpo in corpo cercando di liberarsi del corpo, di espiare la colpa di essere nata, perché questa è la colpa che l'anima deve espiare, il fatto di essere nata. E espiando questa colpa di essere nata adagio adagio, vicenda dopo vicenda, vita dopo vita, storia dopo storia, finalmente può giungere alla libertà. Ecco, perché un destino così triste riservato agli uomini? Perché Pitagora parte da una concezione così negativa della vita, della storia, della società? Ve lo racconto domani, sempre qui, sempre a Storie.